Questa esperienza per me è stata molto positiva. Volevo anche mettermi in gioco con me stesso. Mi ha suscitato fin da subito un certo interesse, perché mi permetteva di andare all'estero e conoscere una cultura e una realtà diversa da quella che c'è a casa. Un periodo di tempo molto importante, è un lungo periodo di tempo, però diciamo che essendo su un altro paese che non hai mai visto, ci sono molte cose da fare. Ho scelto di partecipare al programma Erasmus Plus per ampliare il mio livello sia professionale che culturale e soprattutto per conoscere meglio la lingua inglese. Una delle esperienze che mi porto a casa più importanti è stata quella di riuscire anche a comprendere l'importanza del lavorare in gruppo. Come esperienza molto positiva è stato il rapporto con gli operai dell'azienda, che pur non parlando un inglese molto buono siamo riusciti a comunicare grazie anche al Google Traduttore. È stato un fatto molto simpatico. Mi ha messo davanti due esperienze lavorative completamente diverse. Ho visto che comunque la cultura, il modo di lavorare che c'è in Austria è completamente diverso da quello che c'è qui in Italia, per cui dal punto di vista lavorativo l'esperienza è stata molto buona. Ho scelto di fare l'Erasmus perché secondo me è un'ottima esperienza che può aiutare sia nell'ambito professionale che nell'ambito personale e può farti crescere molto come persona. Sia facendo la lavatrice piuttosto che farmi da mangiare, il rapporto con gli altri ragazzi era molto buono. Quindi eravamo in 9, è stata una bella esperienza perché appunto stare in 9 in una casa non è semplice, anche riuscire a essere indipendenti, lavare, stirare, far da mangiare eccetera. Il ritorno delle aziende è sempre molto positivo, i ragazzi si ambientano bene nel tirocinio estero e soprattutto poi riportano nella loro esperienza di tirocinio in patria, riportano diciamo, tutte le nuove esperienze, tutte le nuove competenze che hanno maturato in questa esperienza all'estero.